festeggiato i suoi 70 anni di vita l'onorevole Angelo Capodicasa, già presidente della Regione e deputato nazionale e regionale. Una vita dedicata tutta alla politica, con una festa che a sua insaputa è stata una sorpresa per lui, che con la scusa di una riunione politica in vista delle prossime elezioni amministrative in città è stato portato dalla moglie all'hotel di Oscoli, dove ad accoglierlo c'erano tanti amici e perfino un'orchestra che l'ha accolto con l'inno dell'Internazionale. Una festa che ha visto anche la presenza di parlamentari nazionali, vecchi amici di partito come l'onorevole Vladimiro Chisafulli di Enna, il parlamentare regionale di Catania Claudio Fava, Nicola Stumpo, l'onorevole Bottoli di Messina, l'onorevole Di Mauro, Lillo Sodano già sindaco di Agrigento e tanti altri colleghi di partito come Giovanni Panepinto, Vittorio Gambino, Esser Vedova. L'occasione è anche servita, oltre che a festeggiare i suoi primi 70 anni, perché a detta dell'onorevole Capodicasa ha dichiarato che questo è il primo compleanno che lui festeggia, in quanto non era solito mai farlo fino ad ora. Ma il momento è anche servito per dimenticare il grave malore che lo ha colpito qualche mese fa, costretto a stare in ospedale per diversi mesi. L'onorevole Capodicasa ha dichiarato di stare bene e continuare ad occuparsi come sempre fatto nella sua vita politica, dando il suo contributo fattivo. Al termine il taglio della torta, lo spumante con un bel brindisi dai presenti. Si aspettava questa festa così? È stata un'emozione vedere tanti amici? È stato bellissimo, ma non era programmato, nel senso che è stato organizzato da alcuni amici e compagni senza che io sapessi nulla. Mi ha fatto molto piacere, ho visto tanta gente. Bello. Anche alla luce di quello che le è successo, della malattia, insomma. Questo diciamo che migliorare in salute va bene per tutte le cose della vita, quindi certo anche per questo. Ecco, parliamo del futuro dell'onorevole Capodicasa, lei è attualmente segretario regionale dell'EU, cosa c'è dietro l'angolo nella sua vita politica? C'è dare una mano, come ho dato finora, da posizioni diverse ovviamente, non sono più parlamentare, ho rapporti di carattere politico con gli amici, quindi le utilizzerò per fare qualcosa di più positivo. Anche perché ad Agrigento c'è un momento importante politico, a Raffadali, insomma sono le amministrative che decideranno il futuro della conduzione politica di un comune. Non solo ad Agrigento e Raffadali, in provincia di Agrigento votano 7 comuni, ma ce ne sono tanti altri in Sicilia e in Italia sono circa 4.000, quindi un bel test.